L'idroambulanza percorre il Canal Grande a sirene spiegate. Gli agenti della questura controllano la situazione sulle moto d'acqua, per il resto poco traffico. Nel nostro viaggio a Venezia di certo vediamo molte più imbarcazioni dei giorni scorsi, si vedono gli artigiani, gli addetti alla logistica, ma pochi taxi e pochissime gondole ovviamente, il termometro della presenza di turisti. Meno del solito. Ha preso il vaporetto lei oggi? No, solo a piedi. Non ne vedo abbastanza. Ce n'è più di quella che immaginassi. Pensava ce ne fosse meno? Sì, pensavo di sì. Secondo Però lei uno sono che tutti non- residenti, lavoratori? Sì, no, mi sembravano tutti oriundi. No, cioè che siamo qua nel posto. La posta gliela raccomando. Là, scusi? La posta. C'è coda? Coda, 2 ore e 3 quarti. La stazione Santa Lucia è quasi deserta, i percorsi guidati per i viaggiatori sono ben segnalati, entrata e uscita rigorosamente divise. Anche sul fronte ferroviario sono solo gli orari di punta quelli più trafficati. Deve prendere il treno? Sì. Si aspetta molta gente a bordo? No, stamattina non c'era nessuno praticamente. Che tratta ha fatto? Verso Trevita. E adesso torna indietro? Sì. Ovviamente prenotazione del biglietto? No, Ah. senza prenotazione. Non c'è bisogno in questi treni. Almeno questa mattina io l'ho preso alle 7 e c'era proprio il vuoto assoluto. Veneziani che vanno in terraferma, che tornano in centro storico, che escono per la prima volta, che vogliono la normalità ma senza rischiare la salute, turisti invece ancora non pervenuti. Veneziani. E poi speriamo negli stranieri, soprattutto per gli operatori turistici. Siamo andati in ufficio, dovevamo portare giù delle cose e torniamo. No, non mi aspettavo più gente. Secondo lei ce n'è tanta o poca? Ce n'è poca perché la gente purtroppo è stata impaurita. A Piazzale Roma pullman, autobus e tram arrivano e partono in continuazione, le auto private sono poche, c'è grande differenza tra la parte centrale della giornata e orari di punta. Dipende dagli orari, a quest'ora sì, è abbastanza tranquillo, la sera però a fine turno è pieno. Non ne ho trovata molta. Mezzo pieno, diciamo. No, anche di meno. Che tragitto ha fatto lei? Io da Porto di Caverniago fino a Venezia. Ora l'interrogativo per gli stessi veneziani è cosa sperare per il prossimo futuro. Sperate in più movimento o no? Beh, ovviamente sì, è chiaro, anche per chi deve lavorare qui, però sì, è vero, parlando tra di noi abbiamo detto questa è la Venezia che dovrebbe essere per quello che si merita, però in realtà insomma spero che ci sia qualcosa, che cresca qualcosa di più che altro per quelli che lavorano qui.